Il PD Veneto, soprattutto con la nuova conduzione, mi sembra che sia il partito dei no. La Lega è il movimento dei sì. L'attacco ai democratici veneti è frontale, con Matteo Salvini che a Treviso ha come primo obiettivo quello di blindare l'autonomia all'indomani del via libera al disegno di legge da parte del governo, recepite le richieste delle regioni. Ora si apre la partita dei LEP e quella parlamentare, sulla quale assicura non ci saranno franchi tiratori nel centrodestra. E conto che, ripeto, non solo il centrodestra, ma anche parti delle opposizioni ragionevoli e meno ideologiche ci diano una mano a migliorare questo progetto. E a proposito di centrodestra, Salvini abbozza un largo sorriso quando gli si chiede dei rapporti con Fratelli d'Italia in vista delle comunali 2023, dove gli attriti non mancano a Treviso come altrove. A livello nazionale sono buoni, A livello locale forse c'è da mediare. ma sono buoni anche lì. Poi noi siamo mediatori per natura. Diciamo che se tutti mantengono la parola data si governa a lungo. Di simulazione o che altro, nella sua giornata veneta Salvini solidarizza, ma fino a un certo punto, con il presidente Luca Zaia, attaccato da Casa Pound per l'intenzione di istituire un centro regionale per il cambio di sesso a Padova. Diversi manifesti sono comparsi nottetempo in tutta la regione. Io condanno ogni tipo di attacco, Luca è un orgoglio, è un grande governatore. Poi siamo in democrazia. Io di attacchi ne ho circa una trentina al giorno, quindi se dovessi stare dietro agli attacchi, agli insulti, alle minacce, passerei le giornate male. Diciamo che sicuramente in sanità ci sono urgenze ed emergenze che mi sono ben chiare. Per quello che riguarda il cambio del sesso non ho abbastanza elementi per rispondere e non penso che la cosa mi riguarderà finché campo. Condanna nella forma, molto meno nel contenuto, hanno notato in tanti, con Salvini tornato tra le altre cose a parlare della registrazione dei figli delle coppie omosessuali come anticamera dell'utero in affitto, definita pratica abominevole. Quanto ai temi, il leader della Lega conferma che la prossima settimana ci saranno due tavoli, uno sulla siccità, l'altro sui giochi di Milano Cortina, villaggio olimpico e questione pattinaggio all'ordine del giorno. Io ho chiesto che si approvino i progetti che costano di meno e abbiano minore impatto ambientale.